Buonasera a tutti e benvenuti qui al Pala BFC a Conegliano Veneto per una partita che è già a spareggio salvezza per questo campionato di Serie B, dove viene ospite qui a Conegliano il pallacanestro femminile basket rosa Bolzano, ed è veramente uno spareggio salvezza perché Conegliano e Bolzano assieme a Muggia compongono la coda, il fanalino di coda della classifica. C'è Basket Roma Trieste che è ormai condannata matematicamente all'ultimo posto, ma diciamo queste tre squadre che ho appena citato si stanno giocando il penultimo posto, perché il penultimo posto potrebbe portare alla retrocessione diretta, mentre le squadre che sono dal sest'ultimo, terzultimo vanno a fare un play-out di cui ne sopravvivrà solo una. Quindi siamo veramente alla gara spareggio perché contano gli scontri diretti. In questo momento Interclub Muggia è assolutamente favorita rispetto a Conegliano, e pertanto Conegliano oggi ha solo un obiettivo: vincere e portarsi a casa questa partita contro un basket rosa Bolzano che l'anno scorso ci ha dato un sacco di filo da torcere nel campionato di Serie C e quest'anno lo sta facendo anche nel campionato di Serie B. Pertanto oggi vi danno il benvenuto qui al Pala BFC Federico Cais e Andrea Grava, mentre il nostro Fabrizio Torazza dove è andato, Andrea? Il nostro Fabrizio Torazza si è reinventato allenatore, anche se non si è reinventato perché è già stato allenatore ed è oggi in panchina, appunto con le nostre ragazze del Conegliano, ad affiancare Federica Paccagnan e Giorgio Lott. Benissimo, ma non siamo comunque da soli, infatti c'è anche una novità, c'è uno scontro molto importante oggi a Rovigo tra la nostra Under 15 e appunto l'Under 15 di Rodigium. Sentiamo se il nostro inviato da Rovigo è già attivo. Creiamo il collegamento. Benissimo, benissimo, grazie Bob. Allora Bob da Rovigo ci aggiornerà su questa importante partita dell'Under 15, mentre noi qui da Conegliano andremo ad aggiornarvi e tenervi informati per quanto riguarda questa partita, in cui il basket femminile conegliano decide di partire subito con lo starting five con Giulia Vettori, Serena Marton, Rebecca Botter, Giulia Tronchin e Sara K2. Risponde dall'altra parte Basket Rosa Bolzano, che parte subito con la numero 8 Anna Bernardoni, il capitano, la numero 13 Irene Doliana, la numero 11 De Balzo Gueye Aram, la numero 12 Hafner Miriam e mi sono perso la numero 16 Diana Pivetta. Palla 2 è per Bolzano. Bolzano che parte subito in attacco. Difende Conegliano, ma è subito un tiro da 3. Fuori, il rimbalzo è per Botter. Tronchin lotta a rimbalzo, la palla probabilmente è stata toccata per ultima da Giulia Tronchin, ma l'arbitro dà la rimessa dal fondo a favore di Conegliano. Rebecca Botter scambia con Giulia Vettori. Sara K, buonissima linea di fondo per Giulia Tronchin che scarica su Serena Marton che attacca forte, sfortunata, la palla esce, il rimbalzo è per Bolzano che riparte, palla in mano Anna Bernardoni particolarmente temibile dall'arco dei 6,25, all'andata ci aveva punito con un 7 su 9 addirittura, invece qui il tiro da 3 lo va a prendere il numero 16 Diana Pivetta, la palla esce. Ottimo scambio a 2 qui Marton Vettori, però Vettori viene schiantata al momento dell'entrata. Ancora palla per Bolzano. Andrea, abbiamo visto tanti tiri sbagliati fino adesso. Sì, siamo solo all'inizio, quindi spero che sia solo un breve momento di indecisione. Queste sono due squadre che si sono già viste anche l'anno scorso, se non sbaglio. Quindi Assolutamente, sì, e comunque è uno scontro importante, quindi sicuramente oggi il pallone pesa quasi come una palla medica.
sicuramente per Conegliano. Conegliano che finisce ingabbiata qui con Rebecca, con Giulia Vettori, che finisce nella famosa gabbia del playmaker. E ancora Bolzano che può giocare. Bolzano avanti di 2. Ha segnato con un canestro di Aranguay e De Balzo. E qui invece la stoppata di Rebecca Botter che blocca il tiro. Sara Colombi, Giulia Tronchin. Indecisione, Giulia Tronchin passa la palla direttamente nelle manone di Fede Pacagnan, che però quest'anno è in panchina, non è più in campo, e quindi è rimessa laterale per Bolzano. Punteggio inchiodato sul 2-0 per Bolzano, pochi canestri in questi primi 2 minuti e mezzo di partita. E qui Palla nuovamente per Bolzano, sarà rimessa da fondo. Vediamo un po' come va qui con Bolzano che porta palla avanti. Bernardoni, Irene Doiana, ancora Bernardoni. Bernardoni prova la penetrazione, trova un'autostrada e segna il +4 per Bolzano. Sara Colombi prende la linea di fondo ma scarica di nuovo sulle mani di Bolzano, che quindi può addirittura allungare qui con questa azione. Ancora Anna Bernardoni, non possiamo lasciarla libera. Ricordiamo che all'andata ci fece un 7/9 da 3 punti. E ringraziamo Fabrizio per i preziosi appunti. Sì, tra l'altro la partita di andata è stata vinta da Conegliano 56-54 se non sbaglio. Sì, esattamente, quindi è importante per Conegliano portarsi a casa questa partita perché significherebbe avere almeno il vantaggio negli scontri diretti con Bolzano. Però fino adesso è Bolzano che ha l'inerzia sulla gara. Bene Giulia Vettori qui che riesce a riprendersi il suo rimbalzo. Serena Marton si gira e segna con grande classe. Serena sblocca la situazione che si era messa in maniera particolarmente difficile per Conegliano. 4 Bolzano, 2 Conegliano a 6-19 della fine di questo primo quarto. Ancora Bernardoni. Continuiamo a farla tirare, per fortuna ancora non ci punisce. D'altra parte Serena Marton, Sara K2, arresto e tiro, molto bene. Conegliano sembra cominciare a ingranare. Sembra aver trovato qualche tiro, diciamo, più sicuro. Comunque in questa fase Sara K è stata lasciata veramente libera, ha fatto benissimo a tirare, mentre prima Serena Marton si era un po' inventata un'azione per riuscire a segnare. Tanto c'è il fallo, sì, rischiamo di di perdere Belbalzo. palla, ma per fortuna prendiamo il fallo. Allora Giulia Vettori che va a rimettere dal fallo laterale. Prova a liberarsi Serena Marton, non ci riesce, si riesce Rebecca Botter che gioca a 2 di nuovo con Giulia Vettori. Di nuovo fuori sull'arco del 6-25, prova la penetrazione, arresta, scambia bene per Botter che però è marcata in maniera veramente asfissiante. Mancano 5 secondi, Giulia Vettori prova a tirare ma è stoppata e infatti è rimessa laterale per Conegliano. Sono solo 2 i secondi per chiudere l'azione. In questi casi cosa si può fare, Andre? Si può tentare un tiro da 3 probabilmente. Adesso o un tiro da 3 o io tenterei su Tronchin, cercare di far liberare Tronchin e dalla sua mattonella farli tirare. Vediamo la scelta di Conegliano, è per... Mamma mia, molto bene qui perché è riuscita a tirare Conegliano. Ha tirato Serena Marton che però ha sbagliato. Purtroppo per un po' avevamo preso un attimo a rimbalzo, ma poi la palla è stata persa ed è Bolzano che la porta avanti. Trova un buon tiro Bolzano, il rimbalzo è conteso, l'ultima a toccare la palla è Sara K e
La rimessa è per Bolzano. Di nuovo Bolzano con la palla fuori dall'arco di 6-25, però andiamo a bloccare l'azione, andiamo a ripartire in contropiede ancora con Serena Marton. Serena per Rebecca per Sara K. Di nuovo Serena per Giulia Tronchin. Giulia Tronchin prova a liberarsi, non riesce a trovare spazio. Molto bene la difesa di Bolzano, sta rendendo la vita piuttosto complicata a Conegliano, che non riesce a trovare tiri semplici. Quindi una prima chiave di lettura, Andre, qui è una difesa di Bolzano che si rivela particolarmente ostica per Conegliano. Sì, per fortuna però Bolzano non sta mettendo i tiri da tre che ha a disposizione, se no sarebbe un problema. Trova comunque un ottimo tiro da due qui Bolzano, che quindi allunga e va sul +2. Vediamo se adesso Conegliano riesce a uscire da questo pressing asfissiante. Serena Marton che sfida con grande coraggio Aram De Balzo. Le deve qualche centimetro, ma fatto un arresto e tiro in sospensione molto interessante. Qui Serena Marton che va a riprendersi anche la palla e a lanciare Giulia Tronchin. Giulia attacca forte e va a prendersi un fallo. Bene Giulia qui, coraggiosa, perché era ben marcata, ma ha fatto la scelta giusta, puntare a canestro, prendersi il fallo, era il massimo che poteva fare in questa occasione. Sì, primo fallo di Hafner e secondo fallo di squadra. Intanto Hafner esce al posto di Bonato. Esce anche Pivetta, mentre entra Cherubini. Sfortunata qui Giulia, la palla gli viene letteralmente sputata fuori dal ferro. È buono il secondo. Conegliano a +1. E intanto entra Giorgia Zanardo al posto di Giulia Tronchin. Esatto, e Giorgia Zanardo tira subito fuori la clava e va a prendere una palla recuperata che vale oro. Infatti riesce a liberare Serena Marton che segna, e qua Serena Marton va a riprendersi palla e probabilmente abbiamo capito che se iniziamo a attaccare forte anche noi in difesa riusciamo a fare la differenza. Qui è fallo di Giulia Vettori. Giulia Vettori. Sì, buona intenzione di Serena Marton. Intanto salutiamo la dottoressa Anna Gaudenzi che si presenta qui al Pala BFC. Liberissima qui Bolzano, ha liberato il numero 13 Irene Doliana sotto canestro. Qui Conegliano ha dormito alla grande, è ancora +1 però Conegliano. Magic Giorgia Zanardo, Sara K, ancora Giulia Vettori. Proviamo a trovare un po' di libertà. Sara Malbascia viene ben bloccata qui da Bolzano. Certo che Bolzano quando si chiude bene in difesa mette in difficoltà Conegliano. Yes. E qui Serena Marton con grande esperienza va a prendersi uno sfondamento, diciamo, andando sicuramente con il corpo ad accentuare il movimento di caduta. Molto intelligente, molto furba qui la nostra giocatrice. Serena Marton, Sara K. Sara K prova la linea di penetrazione, riesce a scaricare su Sara Malbascia che trova un buon corridoio. È sfortunata, veramente sfortunata. Aveva giocato molto bene qui Conegliano, dove quando riesce Conegliano da giocare con un secondo d'anticipo rispetto alla chiusura della difesa di Bolzano sicuramente si pone in un gioco di vantaggio. Qui però dall'altra parte è Bolzano che trova il tiro da 3 che le era mancato fino adesso e si porta avanti di 2. Quarto fallo di squadra per Bolzano, quindi dal prossimo saranno 2 tiri liberi per Conegliano. Sì, una partita che comunque a livello di falli si sta mantenendo piuttosto basso. Conegliano ha solo un fallo di squadra addirittura e per Bolzano è il quarto, ma siamo già a 2 minuti alla fine. Sì, diciamo quarto. Che Bolzano ha, secondo me, aumentato l'intensità della difesa.
pressando un po' di qui, quindi l'ha portato a fare qualche fallo in più. Noi tendiamo a stare molto più lontani dall'attacco, dai giocatori, dall'avversario. E È quindi vero, abbiamo qualche fallo in meno. abbiamo qualche fallo in meno, abbiamo invogliato Basket Bolzano a tirare da tre, ne ha sbagliati molti, l'ultimo però l'ha messo e infatti adesso il risultato è di 11 pari. Marta Sponchiado intanto sta cercando di mettere in grossa difficoltà Bolzano, Bolzano che però trova ancora il tiro da 6,25 da lontanissimo. Quindi comunque la difesa di Conegliano impone dei tiri da 3 a Bolzano non proprio sulla linea di 6,25 ma quasi sempre un metro fuori Sì, che Bolzano va sicuramente. a prendersi, probabilmente ce li ha nel bagaglio tecnico questo tiro Bolzano. Allora qui è Marta Sponchiado che gioca con Sara K. Ancora Sara Malbascia, benissimo Sara a liberare Giorgia Zanardo che poi gioca su Serena Marton che libera Marta Sponchiado che prende un buon tiro che però esce. Allora, palla persa da Bolzano in attacco, Marta Sponchiado, Giorgia Zanardo. La linea giovane della BFC in campo. Giorgia riesce a superare la difesa aggressivissima. Lo fa anche Serena Marton che gioca a due con Sara K. È sulla linea di fondo, non è in un buon posto, ma riesce a liberarsi molto bene Serena Marton ad andare dentro. E anche qui a prendersi il massimo che poteva perché si era veramente messa nei guai, era in mezzo a 5 difensori avversari, è riuscita a prendersi un fallo sullo Sì, è scarico. stata fortunata. Sì, diciamo che appunto ha un po' giocato alla roulette e le è uscito il numero fortunato. Sì, intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Il ferro lì secondo me va sistemato perché già la seconda volta che ci sputa fuori un tiro libero e non c'è due senza tre. Purtroppo non riusciamo a concretizzare questa azione in lunetta e c'è Bolzano adesso che può benissimo entrare. Qui il capitano Anna Bernardoni, diciamo, gioca molto sull'esperienza, si trova davanti Marta Sponchiado, giovanissima, bravissima, però la batte sul tempo e va a prendersi un fallo Sì, e ha si fatto tramuta. sicuramente vedere che il contatto c'è stato, quindi comunque un buon fischio. Allora ricordiamo ai nostri amici che noi non commentiamo solo le azioni delle giocatrici ma anche quelle degli arbitri perché abbiamo la fortuna di avere qui in regia e in telecronaca oggi Andrea che è appunto arbitro e quindi ci fa piacere sia discutere tecnicamente delle scelte degli arbitri che commentare i fischi. Buon tiro qui di Sera K, buona azione di Conegliano, sfortunata Conegliano, ancora aggressivissima, però Anna Bernardoni riesce a liberare molto bene la compagna in lunetta, Bagar e ancora Bolzano che se ne esce con la palla in mano e può prendersi l'ultimo tiro del quarto e lo mette. Lo mette e si porta avanti di due. Bolzano 13, BFC 11, un buon primo quarto con una buona intensità. Intensità che noi dedichiamo agli sponsor che ogni giorno ci aiutano per sostenere il basket femminile conegliano.
Via. Allora riprendiamo la linea qui da Conegliano e andiamo anche a salutare gli amici che ci seguono da casa, in particolare salutiamo Manuele Bedana, tifoso di Bolzano. Manuele, ti invitiamo a scriverci, ti invitiamo anche a votare per l'MVP della partita. Puoi cliccare sul link che ti verrà fornito successivamente. Intanto buonissimo qui l'azione di Marta Sponchiado che resiste a una carica avversaria e riesce a salvare la palla. E Marta prova il gioco 2 con Giorgia Zanardo, complicato ma riuscito benissimo Giorgia qui che riesce a scaricare. La palla è deviata da Bolzano e probabilmente l'ultima a toccare è una giocatrice di Bolzano, ma il fischio arbitrale dà palla a Bolzano che ora con il vantaggio di 2 punti per provare con questa azione a incrementarlo ulteriormente. Buona azione qui di Bolzano, un'azione corale, ci ha cercato di liberare sotto canestro una giocatrice che però ha fatto buona guardia qui Conegliano che è riuscita a sporcare la palla ed è ancora rimessa dal fondo ancora per Bolzano. Ancora un buon tiro per Bolzano, la palla uscita, salutiamo intanto il rientro del monumentale capitano per Conegliano, Francesca Marchioni. Ancora Bolzano, grandissima intensità difensiva da parte della squadra altoatesina ed è palla a 2 con la Freccia che è girata dalla parte d'ospite. Allora Andre, quando riesci metti in chat il link per votare l'MVP della partita, Certamente. così chiediamo a tutti gli amici che ci seguono da casa di cliccare sul link, andare a votare per l'MVP della partita che si aggiudicherà una bottiglia di vino Prosecco messa in palio dal nostro sponsor Bazzo Wine, quindi votate per la vostra beniamina sia in maglia nera sia in maglia bianca. Allora, ancora Bolzano, ancora il capitano Bernardoni, palla sotto, bellissimo movimento da parte di De Balzo che fa saltare la difesa coneglianese, porta Bolzano sul più 4. Francesca Marchioni chiude il palleggio, complicata, però riesce a girare. Mamma mia, cosa fa? Cosa fa qui Marta Sponchiado che trasforma un passaggio molto difficile che il capitano Marchioni era riuscita comunque a portare a destinazione e lo trasforma in 2 punti con un'entrata. Qui Marta Sponchiado prova anche a fare un anticipo sull'avversaria, anticipo però che viene giudicato falloso dalla duo arbitrale e quindi è il primo fallo di squadra in questo quarto per Conegliano, il secondo personale per Marta Sponchiado. Esce Giorgia Zanardo, entra di nuovo Giulia Vettori ed è ancora Bolzano con palla in mano. Buona circolazione di palla da parte di Bolzano che di nuovo prova a trovare il tiro dall'arco dei 6,25, anzi quasi dei 7,25 perché tirano sempre un metro fuori dalla lunetta. Peccato perché avevamo recuperato palla, male però perché non si intendono alla perfezione Marta Sponchiado e Giulia Vettori e andiamo non solo a perdere palla ma anche a commettere fallo. No? No, non è stato fischiato fallo, Sì, è stato fischiato fallo. fischiato fallo, è il secondo personale per Giulia Vettori. Marta Sponchiado rientra in panchina, è necessario un cambio. Sì, c'è stato fischiato un fallo e presumo che adesso il cambio sia stato per Marta Sponchiado perché stava perdendo sangue. Sì, esattamente, stava perdendo sangue e quindi cambio, entra Sara Cazziola. 15 Bolzano, 13 Conegliano in questo secondo quarto. Buona circolazione ancora di palla per Bolzano che gioca, cerca sempre il gioco a 2 per liberare la sua lunga. E questa volta però fa buona guardia Conegliano che ingabbia la giocatrice bolzanina. Sara Malbascia, entrata, sfonda, si appoggia sulla giocatrice avversaria, da parte sua reclama comunque una trattenuta di maglia. Cosa ne pensi di questo fischio il buon Andrea Grava?
Sicuramente la difesa ha accentuato il movimento. Sicuramente Malbasa non era perfettamente all'interno del suo cilindro, però guardando anche il fallo in attacco fischiato a nostro favore prima può anche starci come fischio. Qui abbiamo visto Sara Malbascia in difficoltà nel rimbalzo, probabilmente anche qui trattenuta, e ancora fallo in difesa per Conegliano. Sì, Poi, proprio della Malbasa sì, anche in tra questo caso. l'altro chiedo a Andrea di guardare se per caso stanno arrivando anche degli aggiornamenti da Rovigo. Avvisami tu quando sarai pronto. Come sapete abbiamo un inviato speciale, il nostro Bob da Rovigo. È 1 su 2 per Bolzano, che quindi è a più 3. 16 Bolzano, 13 Conegliano. Adesso Giulia Vettori. Giulia Vettori schema testa. Scambia con Rebecca Botter. Rebecca Botter per Sara Malbascia. Sara Malbascia prova a entrare. Sara Cazziola, buon tiro da 3. Mamma mia che sfortuna. Esce di pochissimo. Ottima azione qui di Conegliano che aveva liberato in maniera splendida la Sara Cazziola. Di nuovo Bolzano. Buona difesa di Conegliano, peccato qui. Francesca Marchioni stava quasi per prendersi la palla. Grande rimbalzo qui della numero 11 del Balzo, che però sbaglia al momento del tiro. Intanto ottimo passaggio qui per Francesca Marchioni, Sara Cazziola, no, Giulia Vettori che tira da 3, sbaglia. Non riusciamo a recuperare il rimbalzo, non riusciamo a complicare il palleggio delle giocatrici bolzanine, andiamo a perdere la palla che Bolzano invece riesce a portare avanti, però molto bene qui Cazziola che prova a rubare, non riusciamo a portare a casa ancora una palla rubata, peccato perché stiamo giocando con una buona intensità in difesa e stiamo con un po' di sfortuna perdendo le palle vaganti. Andiamo ora a prenderci il rimbalzo all'arrembaggio con Francesca Marchioni, ancora Vettori. Botter prova a prendersi una linea di penetrazione, scarica su Cazziola è per Giulia e Giulia nel traffico riesce a prendersi un fallo. Sì, fallo commesso da Pivetta che era leggermente in ritardo. E c'è totalmente capovolta la situazione falli, perché in questo quarto sono 4 per Conegliano e solo 1 per Bolzano. Lasciamo ancora la linea ai nostri sponsor. E riprendiamo la linea qui da Conegliano a 5:33 dalla fine di questo secondo quarto. Magari, non so, Andre, se abbiamo per caso notizie da Rodvigo? Sì, certamente. Allora ripristiniamo il collegamento con Bob. Ciao Bob. Grazie per il tuo intervento da Rovigo. Qui intanto a Conegliano invece abbiamo assistito a una palla persa da parte di Conegliano che ha liberato Bolzano, che è andata sul più 5. Giulia Vettori, Rebecca Bottari riesce a scaricare su Francesca Marchioni che tira da 3. Purtroppo oggi siamo sfortunati anche noi da 3. Il ferro ci sta sputando fuori le nostre conclusioni. Anche questo era un ottimo tiro perché Fra era liberissima.
Intanto buonissima azione qui da parte di Bolzano, che però forza il tiro e lo sbaglia. Ed è Giulia Vettori per Sara Malbascia. Sara Malbascia di nuovo su Giulia Vettori. Proviamo a far circolare la palla. Il capitano cerca di sfruttare il blocco di Rebecca Bottere, a trovare il gioco a due, non ci riesce, però riprendiamo la palla. Giulia Vettori forza la conclusione dopo aver chiuso il palleggio e purtroppo la palla esce e siamo sempre sotto di 5 in questo secondo quarto, che si sta rivelando particolarmente complicato dal punto di vista realizzativo per Conegliano. E infatti Fede Paccagnari corre ai ripari, mettendo sul cubo del cambio Maia Tramontin e Serena Marton. Sbaglia molto anche Bolzano, ma si va a riprendere una miriade di palloni che le ha permesso, diciamo, di fare qualche azione in attacco in più rispetto a quelle di Conegliano. Tanto Conegliano decide di cambiare un po' gli schemi, infatti entrano Marton, Colombi e la Maia, che mi dimentico sempre il cognome. E Maia Tramontin. Tramontin. Esatto. Tu basta che ti ricordi Giulia Tronchin, Maia Tramontin, è mi come confondo quando sempre. alle scuole elementari imparavamo le poesie. Io lo faccio ogni mattina mentre mi lavo i denti, questo scioglilingua. E intanto Serena Marton spara una bomba di là per liberare Sara K. Sara K non va a puntare il canestro, ma riapre. Ci si complica un po' la vita. Poi è Serena Marton che invece nel traffico va a prendersi un ottimo fallo. Guadagna un fallo, però intanto c'è time out da parte di coach De Marco. Sì, dobbiamo dire che io ho notato questo, Andre, poi correggimi se sbaglio. Serena Marton ha il coraggio di attaccare la difesa avversaria, ha il coraggio di andare a prendersi falli e si sta facendo lei carico di far fallo alla squadra bolzanina, e forse dovremmo un po' tutte cercare di puntare un po' di più il canestro. Sì, principalmente anch'io ho visto lei la più propensa a penetrare, mentre le altre cercavano più un gioco da fuori o comunque cercavano di far girare la palla. Adesso non ho ben capito all'inizio dell'azione se Sara Colombi poteva tentare il tiro da 3 dall'angolino, perché E comunque non avrebbe avuto nessuno a rimbalzo, c'è da dire anche questo, quindi sì, probabilmente la scelta di Sara è stata più conservativa per cercare di avere un po' più di frequenza, un po' più di presenza sotto canestro. D'altro canto comunque devo dire che Conegliano la palla la sta facendo girare bene, si sta trovando anche dei buoni tiri da 3 che sono usciti in maniera un po' sfortunata, quindi mentre Bolzano comunque sta tirando tanto da 3 ma da piuttosto lontano dall'arco del 6,25, quindi anche un metro dietro, Conegliano invece aveva liberato bene le proprie tiratrici, però oggi per ora le statistiche da 3 prevedono ancora un bello 0 prima della sbarra, e quindi anche questo ci va a spiegare come mai Bolzano si trovi avanti di 5. certamente. Adesso abbiamo Serena Marton con 2 tiri liberi. A 3 minuti e 45 dalla fine. Bene Sere che segna il primo, e nel frattempo mentre seguite i tiri liberi potete cliccare sul link che trovate nella chat e votare per l'MVP della partita. Dalla parte di Conegliano Serena Marton sta un po' allungando in questa classifica di MVP, visto che ha già 10 punti a tabellino sui 15 che ha segnato Conegliano, quindi impatto devastante di Sere su questa partita. Esce qui la palla per Bolzano, Maia Tramontin cerca di velocizzare il gioco in attacco per Conegliano, schiama ancora lo schema a testa, prova il gioco 2 con Rebecca Botter per palla un po' leggibile per Cazziola, ed è contropiede per Bolzano che mette il più 5 di nuovo. Ancora Maia Tramontin, di nuovo gioco 2 con Rebecca Botter su Serena Marton, va a fare il blocco, Serena Marton ancora nel traffico, ancora a prendersi fallo su un tiro, un fattore decisivo per Conegliano Serena Marton, un pericolo però, perché se le bolzanine capiscono che tutto il gioco gira attorno a Serena rischiamo che venga raddoppiata e triplicata. Nel traffico sta prendendo falli, però
non sappiamo se potrà reggere così con questo impatto sulla partita ancora a lungo. Intanto dimmi se sei d'accordo anche tu, secondo me Bolzano ha rallentato un po' la sua azione d'attacco rispetto all'inizio e al primo quarto soprattutto. Sì, è rallentato anche l'intensità difensiva e sicuramente era stata un'intensità che si vede poche volte, quindi probabilmente non potevano mantenere per sempre il ritmo del primo quarto. Molto bene qui Marta Sponchiado che riesce a mettere in grande difficoltà Bolzano che però riesce comunque a recuperare palla, manca pochissimo ma riescono a trovare un tiro che è forzato, esce però non possiamo perdere il rimbalzo, dobbiamo andare un po' più convinti. Qui invece Sara K purtroppo si fa rubare la palla ed è ancora Bolzano che è ancora un'azione in attacco con il suo capitano che fa un ottimo movimento, grande giocata qui di Anna Bernardoni che viaggia con 11 punti di media in questo campionato e ne ha già messi 5 in questa partita, mostrando comunque degli sprazzi di classe assolutamente importanti. E qui guarda caso chi va a prendersi il fallo, sempre Serena Marton. È il quarto fallo di squadra, quindi da adesso in poi sarà in bonus Bolzano, ma per ora non lo è, quindi si riparte con una rimessa dal fondo per Conegliano Sì, che è sotto di 5. Questi 4 falli, se non sbaglio, sono stati fatti anche nell'arco degli ultimi 5 minuti. Sì. Altra palla persa, la palla è andata a chi? Alla peggiore avversaria possibile, cioè al capitano di Bolzano Anna Bernardoni che si è sparato un contropiede alla velocità della luce ed è riuscita a prendersi un fallo da parte di Sara K. Aveva messo molto bene il corpo tra Sara e il canestro la Bernardoni, infatti ha ottenuto un fallo importante che ha trasformato con 2 tiri liberi, grande precisione, ottima prestazione qui del capitano avversario ed è più 7 per Bolzano che sta concretizzando comunque un miglior gioco che ha di questo secondo quarto rispetto a Conegliano che si sta affidando molto a Serena Marton. Qui è fallo e Maia Tramontin va a prendersi 2 tiri liberi perché Despar Basket Rosa Bolzano è in bonus. Bene qui Maia. Mette il primo Maia che sblocca quindi anche il suo tabellino personale. Sfortunatissimo il secondo, però Rebecca Bottà riesce a prendere palla, a giocare fuori per Marta Sponchiado ancora per Serena Marton che prova di nuovo a attaccare la difesa schierata, ancora per Marta Sponchiado, molto bene ancora per Serena forza il tiro, stava scadendo il tempo, purtroppo non siamo riusciti a trovare una buona azione in attacco, è stata una forzatura quella di Serena Marton. E adesso la palla per Bolzano, molto bene con il proprio capitano che vabbè, probabilmente qui ci stava il fallo di sfondamento. Andre, cosa dici? Serena Marton porta avanti la palla ancora per Maia Tramontin. Ultimo minuto di gioco. Buon tiro qui di Sara K che però è lungo e siamo ancora sotto di 6. Bolzano di nuovo il capitano da 3. Buon tagliafuori di Maia Tramontin, ma viene fiscato il fallo a Maia? Sì, fallo di Maia Tramontin secondo me è giusto perché ha allargato il braccio, quindi ha fatto cadere comunque l'avversaria. Ok, quindi diciamo il fatto di aver portato il braccio fuori dal corpo fa sì Sì, che... da come ho visto io da qua mi sembrava che avesse allungato il braccio destro. Quindi già l'avversaria era in corsa, quindi probabilmente ha perso l'equilibrio ed è caduta. Quindi buon fischio arbitrale, eh? Sì, secondo me sì. Buon fischio arbitrale per Andrea e Bolzano può allungare. Va a più 7 e adesso sicuramente andrà a più 8. Ci sei riuscito. Ho guffato, ma la guffata non è andata molto bene perché Bolzano è riuscita a riprendersi palla, però Marta Sponchiado è andata invece a riconquistarla.
E molto bene perché Conegliano ha praticamente in mano l'ultima azione della partita. Vediamo se riusciamo a giocarcela bene. No, Che fallo, eh abbiamo sì. deciso di non giocarcela bene, ma di giocarcela malissimo. Perché abbiamo perso palla, abbiamo fatto fallo, abbiamo Bolzano ancora in lunetta, che quindi può addirittura allungare sul +9. Sì, Ci si può consolare, abbiamo in mano poi la palla per 20 secondi, forse. se non la perdiamo. Sì. Intanto se Bolzano ha peccato dal tiro da 3, sicuramente dalla lunetta invece è stata estremamente cinica. E allunga sul +9. Allora, Giorgia Zanardo, Marta Sponchiado chiama a testa, bisogna che stiamo tranquilli, gioco a 2 con Rebecca Botter, buon tiro per Maia Tramontin, purtroppo esce, ma la scelta era corretta, Maia era libera, aveva spazio, la palla è uscita, 2 secondi e 9 alla fine di questo secondo quarto, +9 per Bolzano che ha la palla in mano ora e deve inventarsi qualcosa per arrivare ad un tiro. Sì, sicuramente il coach avrà chiamato timeout per sfruttare al meglio questi 3 secondi che rimangono alla fine. La rimessa sarà comunque da fondo, però in 3 secondi si può fare molto. E noi in pochi secondi lasciamo comunque un po' di spazio ai nostri sponsor. Bene, eccoci tornati in diretta, 2 secondi e 9 alla fine del secondo quarto, 27-18 per Bolzano, che tenta ora la rimessa da fondo campo in difesa, con tiro lungo, che però viene preso da Maia Tramontin, che tenta il tiro da metà campo, ma fa airball, e quindi termina così il secondo quarto di gioco, si va all'intervallo lungo, 27-18 per Conegliano, parziale nettamente in vantaggio di Bolzano per il secondo quarto. E quindi direi che possiamo ritrovarci qui fra 10 minuti E lasciamo la con il linea ai terzo nostri quarto. sponsor.
Eccoci tornati qui al Pala BFC per il terzo quarto di questa partita in cui entrambe le squadre si giocano una posizione importante in classifica. Abbiamo Basket Rosa Bolzano che conduce 27-18 contro il BFC. Abbiamo visto comunque che entrambe le squadre hanno performato bene nel primo quarto. Nel secondo quarto Bolzano si è imposto leggermente di più. Ma Sì, comunque la partita è ancora, secondo me, aperta, più che aperta. sì, la partita è aperta, purtroppo la differenza nel punteggio è legata al fatto che Conegliano non è praticamente riuscito a trovare tiro da fuori, né da 3 né da 2, quando è riuscito a tirare comunque bene, libera e piazzata. E praticamente tutti i punti di Conegliano nascono da azioni personali. Dall'altra parte invece Bolzano è più concreta, ha rubato qualche palla in più, ha preso qualche rimbalzo in più, quindi ha giocato più palloni ed è riuscita a concretizzare con azioni un po' più semplici. E infatti siamo a più 11, che è un risultato per l'andamento del punteggio piuttosto pesante per Conegliano. Sfortunata qui Vettori che riusciva a trovare una buona linea di penetrazione, ma è stata stoppata. Sarà K di nuovo per Vettori, probabile fallo. Rebecca Botter, Sara K riesce a tirare bene, prova di tabella, ma siamo sfortunati. Bene però qui Giulia Vettori che non dà nulla per scontato, va a lottare per recuperare la palla. La freccia però è ancora per Bolzano. Sì. Diciamo inizio non dei migliori del quarto. No. Decisamente invece buonissima qui azione difensiva di Giulia Tronchin, che si fa male, la vedo un po' sofferente, però si rialza e riesce a correre di nuovo. Mamma mia qui Giulia Vettori, le scivola la palla che però Serena Marton riesce a recuperare, riesce addirittura a trovare una conclusione fuori equilibrio che però si stampa sul ferro ed esce, ed ancora Bolzano che invece riesce a razionalizzare meglio il gioco con molta più tranquillità. Invece Conegliano dà sempre l'impressione di essere in totale frenesia. Ancora bene qui Giulia Tronchin che ostacola l'azione offensiva di Bolzano. Bolzano che comunque riesce a recuperare un fallo e purtroppo è il terzo fallo per Giulia Vettori, che se non ha avuto punti, se non altro ha comunque fatto una prestazione di assoluta sostanza fino ad ora, però 3 falli e 0 punti, quindi un tabellino piuttosto sfortunato, mentre dall'altra parte il capitano di Bolzano va a trovare un'altra tripla ed è più 14. Marta Sporchiado, Rebecca Botter, Sara K. Allora Andrea, in questo momento in cui ci troviamo sul meno 14, quindi un punteggio pesantissimo per noi. Ritengo a mio avviso che però abbiamo una strada da percorrere, che è quella di andare a caricare di falli le nostre avversarie. Sì, che è quello che abbiamo fatto nel primo quarto, in pratica, in cui a metà del primo quarto siamo andati in bonus e abbiamo fatto sicuramente qualche punto tramite tiri liberi. Allora, qui sul fatto che la testa delle coneglianesi non sia molto libera è denotato dal fatto che una tiratrice come Marta Sponchiado ha fatto un airball pur tirando completamente libera e quindi probabilmente sicuramente sente tanta tensione Conegliano. Bene qui sarà Malbashar che però viene bloccata al momento della conclusione. Fatica molto Conegliano. Bene però qui sarà K che riesce a toccare la palla.
E Bolzano sta trovando anche comunque un po' tutto, cioè sta riuscendo a trovare anche una ottima precisione anche quando non si costruisce i tiri. E qui è sfondamento fischiato a Marta Sponchiado. Allora, lo sfondamento è evidente, ma ritengo che comunque ci siano stati tutta una serie di contatti che prima su Marta che non sono stati fischiati. Questa naturalmente è l'opinione mia, magari profana. Non so se il Grava ha una lettura diversa. Secondo me, allora, siccome non ho visto bene l'azione perché mi stavo girando a vedere il computer, a vederla dal video può essere che prima del fallo in attacco ci fosse stata una spinta da dietro, però non avendo visto non posso dirti con certezza. Sì, anche questa è stata la mia sensazione. Comunque un altro problema è che abbiamo anche Marta Sponchiado con 3 falli. Quindi diciamo 2 playmaker già gravate di 3 falli. Dal quarto fallo invece per Malbasa, no, il terzo fallo per Malbasa. Diciamo che comunque il fallo in attacco l'ho subito la stessa giocatrice di prima, che quindi dimostra ancora comunque una grande esperienza nel subirli. È la numero 3 Martina Bonato, classe 2007. Ha già 4 punti di media in questo campionato e ne ha già messi 8 in questa partita. Quindi complimenti a questa giovane atleta perché ha avuto un impatto devastante in questa partita. Addirittura 9 sono i punti a tabellino. E è la top scorer di Bolzano solo dietro al proprio capitano. Sara K si complica la vita, riesce però a scaricare su Marta Spocchiado, ma su Sara Malbascia ancora Marta Spocchiado, adesso deve prendersi un fallo. Sfortunata perché non se lo prende, anche se i contatti a mio avviso iniziano ad essere abbastanza evidenti, non vengono rilevati comunque dalla coppia arbitrale. Riesce a tirare da 3, Conegliano riesce almeno a prendersi il rimbalzo, ancora lasciata libera Marta Sponchiado che adesso lo mette, ed è questa la Marta che ci ricordiamo noi, bravissima. Brava Sponchi, dobbiamo un po' risalire la china e possiamo farlo comunque, perché dobbiamo credere che possiamo rientrare in questa partita, il punteggio ancora permette di rientrare e ci crede soprattutto una bravissima Serena Marton che va a prendersi un tiro difficilissimo, probabilmente anche un fallo, e va a metterlo. Conegliano deve crederci. 36 Bolzano, 23 Conegliano, Bolzano sul più 13, linea agli sponsor. Allora, agli aggiornamenti da Rovigo vedono Rodigium Under 15 ampiamente in vantaggio su Conegliano Under 15. Purtroppo il collegamento con Rovigo, con Bob, non sta funzionando per problemi tecnici. Salutiamo Bob e lo ringraziamo comunque per gli aggiornamenti. Intanto qui riprendiamo l'azione con Bolzano, palla avanti. Bolzano ricordiamo che ha 13 punti di vantaggio e quindi ha tutta la tranquillità del mondo per potersi portare ancora avanti. Però Conegliano ha deciso che vuole rientrare in partita con una grande intensità che viene trasmessa da tutto il pubblico e da tutta la panchina coneglianese. Vediamo un Fabri Torazza scatenato, la panchina scotta, infatti è sempre in piedi, è in piedi anche Fede Paccagnan.
Proviamo a vedere se Conegliano riesce ad avere la scossa. Purtroppo però perdiamo palla a causa di un'incomprensione ed è ancora Bolzano che può giocare. Buono recupero palla qui da parte di Giulia Vettori. Marta Sponchiado che gioca su Sara Malbascia prova il gioco a 2 con Serena Marton che fa un miracolo e va addirittura a 16 punti. Grandissima Serena, caldissima la sua mano questa sera, sta veramente tenendo in piedi Conegliano. Impressionante lo score di questa giocatrice. Intanto dall'altra parte Bolzano libera, gioca palla molto bene. Per fortuna sbaglia alle 6:25, possiamo di nuovo giocare noi con Sara Malbascia. Prova il resto del tiro, poi invece scarica fuori benissimo la grande finta di Sara K che va a prendersi dei falli che non vengono incredibilmente fischiati. Vabbè. Allora, Conegliano sbaglia, Bolzano riesce a recuperare palla, è rimessa in difesa per Bolzano che porta la palla avanti con il proprio capitano Anna Bernardoni, scambia di nuovo con la numero 13 Irene, ancora palla per la numero 16 Diana, ancora Delgado che difende molto bene la palla, la difesa di Conegliano si sta facendo più aggressiva, però lascia libero il capitano che è caldissimo questa sera per il tiro da 3. Palla contesa, palla alla difesa perché Sara Malbascia va a prendersela e Marta Sponchiado lancia Serena Marton prova di nuovo ad attaccare la difesa schierata su Giulia Vettori è ancora su Serena Marton, Serena libera Marta vediamo se riesce a trovare la lucidità per un tiro da 3, invece tenta una penetrazione, un grande scarico quindi bravissima la Sponchi. Marta Sponchiado è riuscita a scaricare su Giulia Vettori che è andata a prendersi un fallo. È il quarto fallo per la numero 13 Irene Doliana, quindi già un fattore. Qui intanto purtroppo Sponchi sbaglia da 3. Buonissima comunque l'azione di Conegliano. Conegliano ancora sul meno 11. Bolzano tira male ma va a riprendersi la palla. 8 secondi alla fine dell'azione. Difesa di Conegliano assolutamente aggressiva, però grandissima classe qui da parte della Arangueia del Bazzo. E ancora un errore in attacco per Conegliano che era rientrato un attimo rabbiosamente in partita, però purtroppo non riusciamo a mantenere sempre questa intensità. E invece Bolzano segna da 3. Più 16 Bolzano. Serena Marton di nuovo 18 punti, incredibile. 18 punti, 0 falli, ma questo non significa che non abbia difeso. Comunque è ottimo gioco ancora di Bolzano che sa di poter contare su una campionessa come Arangueia del Bazzo, che però viene indotta a un'infrazione di passi da una buona difesa coneglianese. Esce Marta Sponchiado che ha bisogno sicuramente di ossigeno, ottimo apporto di Marta anche in questo quarto. E intanto avevamo detto che Sere Marton non aveva falli e viene fischiato il suo primo fallo in difesa su una palla recuperata. Diciamo che quello che sta dicendo Fabrizio agli arbitri è che comunque prima di questo fallo c'erano stati... Sì, sono d'accordo con Fabrizio. Secondo me si poteva fischiare prima un fallo alla difesa che all'attacco.
E grande azione ancora di Aranguei e Del Bazzo. E Bolzano che di nuovo torna su più 16. In un attimo Bolzano si è ripresa il vantaggio che Conegliano era riuscita ad erodere leggermente. Purtroppo stiamo tirando veramente male e questo non ci porta da nessuna parte. Serena Marton, Sara K, arresto, tiro. Sara Malbascia va a rubare il rimbalzo, brava Sara, e va a prendersi un fallo. Azione fondamentale qui di Malbascia che è andata a fare un fallo alla difesa bolzanina e quindi Bolzano in bonus, anche se mancano solo 40 secondi alla fine di questo terzo quarto, che sta certificando il predominio altoatesino sulla compagine coneglianese. Di nuovo ci giochiamo su Marton braccata dalla difesa, riesce comunque a scaricare, si riesce a scaricare bene su Maya Tramontin che sbaglia, però va a prendersi un rimbalzo del peso specifico importante, perlomeno sul morale di Conegliano, che non è assolutamente precisa dal tiro, per cui può mettere solo cattiveria di intensità. Purtroppo però perdiamo palla e quindi ci ritroviamo a meno 16. Sì, ultimo possesso. Un fallaccio di Malbasa probabilmente, però. Finisce quindi il terzo quarto sul 43-27 per Bolzano. Sarà davvero difficile per Conegliano questo ultimo quarto. Sì, è particolarmente complicata la situazione per Conegliano perché abbiamo una percentuale al tiro bassissima. Non riusciamo a accelerare sul piano dell'intensità e Bolzano invece ha una grande tranquillità e un ottimo gioco e questa è un po' la chiave che ci sta condannando in questo momento Conegliano. Però il basket ci ha insegnato che non bisogna mai arrendersi e quindi speriamo che gli dei del basket diano un'occhiatina qui sul cielo di Conegliano. È l'unica speranza che ci rimane, oltre al ringraziamento per i nostri sponsor. Ed eccoci qui per l'ultimo quarto di questa sofferta partita, ma comunque decisiva tra Bolzano e Basket Femminile Conegliano. Bolzano conduce dal secondo quarto. Sì, e conduce di 16 punti su una partita in cui Conegliano ne ha messi ha Sì, referto solo 27, quindi adesso serve un mezzo miracolo, Andre. sì, nella seconda metà del terzo quarto Conegliano sembrava aver avuto la voglia di tornare sotto a Bolzano, ma è durata poco. Diciamo che è stata chiaramente una reazione di rabbia e di orgoglio quella di Conegliano, ma rimane complicata la serata al tiro per noi. Sì. Tanto cominciamo bene il quarto perché abbiamo un fallo a nostro favore. Sì,
E inizia bene anche perché abbiamo preso un fallo, recuperato una palla su un tiro sbagliato. Adesso purtroppo la palla 2 è sempre con la freccia. Oh, ma com'è che la freccia è sempre per Bolzano questa sera? È, è proprio destino che la freccia oggi si è girata per Bolzano che sta strameritando in questa partita perché purtroppo Conegliano ha messo cattiveria, energia ma poca precisione. Buona azione qui difensiva da parte di Conegliano che riesce a evitare il tiro per Bolzano. Adesso è benissimo Giorgio Zanardo per Rebecca Bottega che prende un fallo col tiro libero e ci voleva un po' questa reazione, ci voleva proprio. Molto Sì, bene, Conegliano, ecco una cosa Andrea che se riusciamo un po' a velocizzare il gioco sì, evitiamo se che... riusciamo a velocizzare e penetrare come stiamo già facendo, riusciamo sicuramente a subire qualche fallo, magari segnare anche e portarci sempre più vicini a Meno Bolzano. 13. Bolzano un po' complicata l'uscita, però riesce a trovare. Oh. Intanto un altro fallo viene fischiato a Rebecca Botter su Miriam Hafner che va in lunetta con 2 tiri. Corto il primo per Miriam, Com'è che sicuramente si rifarà si col dice buon secondo. fallo, giusto? Si dice buon fallo in questo caso. No, per metà, dai. Metà. Buon fallo a metà. Intanto Bolzano alza l'intensità, ancora contatti, ma Conegliano riesce a uscire con la palla in mano. Grande intensità di Bolzano, buona circolazione della palla da parte di Conegliano, liberata Giulia Vettori che va a prendersi il tiro. Lo sbaglia però Rebecca Botter riesce a Sì, è recuperare la corretto, c'è un palla. fallo Cinturata. Sì, dell'otto sì. bianco, dell'otto nero. Fallo dell'otto nero su Sì, Rebecca che è Botter che è stata Bernardoni, sì. cinturata, Sì, giusto? sì. È rimessa laterale, è rimessa dal fondo per Conegliano. Sono già 3 i falli di squadra di Bolzano in questo quarto, quindi una chiave di lettura deve essere questa. Dobbiamo riuscire a far fare fallo alle ragazze di Bolzano perché da fuori non stiamo riuscendo a tirare, dobbiamo puntare tutto sui liberi. Fallo qui, eh? No, Era no, fallo anche perché? su Serena No, secondo me Marton. no, secondo me no. Non dice di no il Grava, secondo me sì, comunque 44-32. Palla Recupera palla recuperata. Sara Malbascia che adesso lancia Giorgia Zanardo da 3, Serena Marton e Sì! lo mette! Mamma mia, Serena Marton devastante, 20 punti. E Conegliano va sul meno 12? No, non è No, stato no, ancora refertato? sul meno 9, sul Sul meno meno 9. 9, meno 9. Credo ci sia qualche problema sulla Benissimo, convalida. allora No, convalidata da 35 tre, da Conegliano, 3. 44 Bolzano, 23 punti per Serena Marton. Incredibile. Tanto E Conegliano. lanciamo la linea un attimo agli sponsor, che ne dici? Eccoci tornati qui, abbiamo concluso prima del time out con un impressionante tiro da 3 di Serena Marton. 23 punti per lei, porta a meno 9 Conegliano. Tanto sarà possesso per Bolzano. 3 falli per Bolzano, 1 per Conegliano. Ok, si ricomincia intanto.
Federico Kais è andato a recuperare il premio per l'MVP, che vi ricordo di votare con il link che potete trovare in chat. Riprendiamo la linea qui da Conegliano, dove siamo 44-35 per Bolzano. Grande azione qui, però la difesa di Conegliano sta alzando veramente l'intensità in maniera incredibile. E infatti induce all'errore Bolzano. Adesso Mara Sarabascia che parte per il contropiede, lancia Serena Marton su Giulia Vettori. Giulia Vettori riesce a liberare ottimamente Giorgia Zanardo, che serve da sotto Rebecca Botter, che va a prendersi il fallo, e ci voleva questo fallo perché così Bolzano va in bonus. E adesso a 7:38. Sì, un bonus a 7 minuti e 38 dalla fine al quarto è importante. Esattamente. Soprattutto quando l'altra squadra ha solo un fallo di squadra e non sembra essere intenzionata a farne altri. Giorgia Zanardo, Giorgia libera per Sara Malbascia, buon tiro, buon rimbalzo di Rebecca Botter, purtroppo però perdiamo palla. E adesso è Giorgia Zanardo che prova a interferire sull'azione di attacco da parte di Bolzano. Bolzano però riesce a portare avanti per palla bene. Ancora Sara Malbascia induce sulla linea di fondo la giocatrice bolzanina. Ottima azione qui difensiva ancora di Conegliano, che riesce a recuperare palla, ed è Giulia Vettori che porta la palla avanti. Adesso vediamo, chiama lo schema 1, prova il gioco a 2 con di nuovo Rebecca Botter, ancora per Giorgia Zanardo. Giorgia Zanardo prova a penetrare, Sara Malbascia, Giulia Vettori un po' complicata, però riesce a scaricare Rebecca Botter. Ottimo scarico su Giorgia Zanardo, che va a segnare da sotto, e Conegliano a -7. Attenzione, siamo di nuovo in partita. Ancora Conegliano, alza ancora l'intensità della difesa. Rebecca Botter prova a rubare palla, Giorgia Zanardo di nuovo. Gioca bene Bolzano sulla linea laterale. Ancora libera il capitano, che deve forzare un tiro, per poco non lo trova, ma la palla invece la trova Giulia Vettori. E adesso Conegliano ancora che porta la palla avanti, e di nuovo Serena Marton per Giulia Vettori ancora per Giorgia Zanardo. Giorgia, vai Giorgia, vai dentro. Peccato, Giorgia trova la penetrazione ma non riesce a trovare il canestro. Molto bene però Giorgia qui, grande coraggio di questa giovane giocatrice coneglianese. Adesso di nuovo Bolzano con la palla in mano, prova di nuovo a liberare per un tiro da 3, prova il gioco a 2, attenzione, pericolosa qui, ma Giorgia Zanardo fa una grande azione difensiva. Peccato però, perché Aran De Balzo si gira molto bene, va a segnare e riporta Bolzano sul +9. Intanto buona palla per Sara Malbascia, purtroppo non riesce a trovare a trovare la lucidità per andare a canestro. Giulia Vettori, mamma mia cosa fa Giulia qui, bravissima Giulia, che va a sfidare la difesa schierata e a segnare da sotto con un sottomano importantissimo, che riporta Conegliano sul -7. 5:18 alla fine di questo quarto. 46 Bolzano, 39 Conegliano. Buon gioco per Bolzano, buona azione da 3 punti. E riusciamo a prendere un'altra palla. -7. Giulia Vettori. Prova il gioco a 2 su Serena Marton, che viene trattenuta. E si va in lunetta. Ed è terzo fallo per la numero 16. Esatto, Diana Pivetta, terzo fallo. Situazione falli Bolzano pesante. Sì, entra in campo Hafner. Allora, Diana Pivetta, che è stata abbastanza pericolosa nei quarti precedenti. Hafner comunque anch'essa gravata di 3 falli. E anche De Balzo, con 4 falli invece si trova la numero 13 Irene Doliana. Sbaglia il primo Serena Marton. Ecco, tocca il secondo, però andiamo a prenderci la palla perché Marta Sponchiano non molla. E adesso la freccia sarà dalla nostra parte? Sì. Bene. Grande Marta, ecco, questa è la mentalità che vogliamo, quindi anche in una serata in cui il tiro non entra, in cui giochiamo sporchi, però la mentalità deve essere questa. Purtroppo ora invece è Bolzano che fa un ottimo lavoro in difesa e va a recuperare palla.
Viene fischiato fallo qui a Giorgia Zanardo. Sì, primo fallo per lei, sarà rimessa. Beh, allora Giorgia sta marcando Anna Bernardoni, che è un'autentica fuoriclasse, molto esperta. Ancora buona giocata qui di Bolzano, che però non riesce a controllare la palla. Brava Sara K qui, che va a prendersi la palla. Sarà palla per Conegliano adesso, per No, sarà palla per Bolzano. Bolzano. Per Bolzano. Peccato, perché Sara K era uscita dalla palla contesa con la palla in mano. Ha 2 secondi però per tirare qui Bolzano, eh? Sì. Quindi attenzione al tiro da 3. Infrazione di 24 secondi. Palla per Conegliano. Beh, qui per citare il grande Fabri Torazza ha tirato un Ave Maria Bernardoni. Ave Maria che è uscita. Peccato qui perché Giorgia Zanardo perde palla, sfortunata Giorgia. 4 minuti al termine della gara. Bolzano con la palla in mano, BFC deve crederci perché sta... Vabbè, fischiato fallo a Sara Malvascia, terzo fallo di squadra. Quarto personale per Sara. Sicuramente questo minuto di stasi che c'è stato in cui il gioco è stato principalmente da Bolzano non sta aiutando. Sì. E non sta aiutando neanche liberare Bernardoni, che prima finta il tiro da 3 e poi fa una grandissima azione, quindi complimenti alla giocatrice di Bolzano. Dall'altra parte è Serena Marton, lungo, però è Sara K che fa buona guardia, perde la palla, gioca Marta Sponchiado per Serena Marton. Sì, molto bene. Quindi si va di nuovo in lunetta. Si va di nuovo in lunetta, il fallo di Bernardoni, il terzo fallo per il capitano di Bolzano. Adesso per Conegliano un po' di ossigeno per Giorgia Zanardo e per Sara Malvascia. Entrano Rebecca Botter e Giulia Vettori, che avevano contribuito in maniera molto importante alla risalita di Conegliano. Adesso Conegliano si trova a -9, ha 2 tiri liberi con Serena Marton. Purtroppo sbaglia il primo. Sfortunata anche sul secondo, però per poco non recuperiamo palla. Passi, passi, botte, passi. Tutto succede. Ottimo che riusciamo a recuperare palla. Allora, +9 Bolzano, palla in mano a Conegliano, 3:32 alla fine della partita, Bolzano in bonus, Conegliano a 3 falli di squadra. Sì, un altro vantaggio di Conegliano è che abbiamo ancora tutti e 3 i nostri time out che potremo utilizzare poi se la situazione si farà punto a punto, mentre Sì. Bolzano ne avrà solo uno. Sì, diciamo che chiaramente il vantaggio di Bolzano dal punto di vista numerico in termini di punteggio è ancora importante. Sì. Il Conegliano sta mettendo tanta cattiveria e tanta grinta, quindi onore alle ragazze di casa. Pasticciamo un po' qui e perdiamo palla. Non ci voleva purtroppo. Dall'altra parte Bolzano molto bene. Questo era l'ultimo fallo spendibile da Conegliano senza i tiri liberi. Questo fallo avrà i tiri liberi perché era in atto di tiro, però i prossimi falli saranno tutti con 2 tiri. Ed è time out per Fede Paccagnano. Allora, ci fermiamo un attimo anche noi, diamo la linea ai nostri sponsor. Sì, linea ai nostri sponsor e prendiamo un attimo di fiato.
E ci riprendiamo la linea qui da Conegliano, dove abbiamo una partita particolarmente complicata, con ancora 3 minuti da giocare. Sono 9 i punti di vantaggio di Bolzano, che ha palla in mano, anzi ha 2 tiri liberi. Sì, saranno 3 minuti d'inferno perché saranno lunghi. Saranno Entrambe le lunghi, squadre saranno in bonus. spezzettati da un sacco di falli probabilmente. Sì. Intanto Bolzano che ha la possibilità di andare sicuramente sul più 10, e infatti ci va. 49 Bolzano, 39 Conegliano. Marta Sponchiado, Serena Marton supera la metà campo, c'è Sara K libera in angolo, gioco a 2 con Serena Marton. Marta Sponchiado, buon libero, buona palla per Giulia Vettori, che buon tira, prende un ottimo tiro. Si va al meno 8. Adesso è Bolzano con il suo capitano Bernardoni. Bernardoni porta palla, si difende dall'aggressività di Serena Marton. Marta Sponchiado, ancora Bolzano, attenzione a non liberare Bernardoni, mamma mia, ottimo passo di Bernardoni, però ci prendiamo la palla, ci prendiamo anche dei falli che non vengono fischiati. Qua Sara K sbaglia, però la palla per fortuna è ancora per Conegliano. Sono 17 secondi alla fine dell'azione, con Conegliano che ha la possibilità di giocarsi questa azione. Sono ancora 17 secondi. Giulia Vettori scambia con Serena Marton, di nuovo prova il gioco a 2. Serena Marton raddoppiata, Giulia Vettori, Marta Sponchiado prova a attaccare la difesa, scarica su Rebecca Botter dall'angolo, buon tiro, purtroppo esce la palla, però Giulia Vettori prende il rimbalzo, prende il fallo, e sul meno 8 a 2:12 alla fine torniamo in lunetta. Sì, Giulia Vettori in lunetta. E quarto fallo per il capitano di Bolzano, Bernardoni, una giocatrice veramente che ha fatto la differenza in questa partita. Si va al meno 7. Meno 6. 2:12 alla fine della partita. Grande qui Serena Marton, che mette grande pressione qui sull'azione di Bolzano, e però purtroppo la palla esce. Tanto sul cubo del cambio Pivetta per Bolzano e Malbascia per Conegliano, che fa respirare un po' Rebecca Botter. Pressing intanto a tutto campo per Conegliano. Grande azione qui di Conegliano, che recupera palla. Marta Sponchiado, Rebecca Botter, Sara K per Serena Marton, ancora Tanto... su Sara K prova a trovare la via del canestro, recupera palla Rebecca Botter. Sarà palla per Conegliano, intanto siamo a 1 minuto e 50 dalla fine del quarto. E siamo a meno 6. Ancora buona intensità da parte di Conegliano, che riesce a sporcare le azioni bolzanine. Buon tiro qui per Marta Sponchiado, che però purtroppo esce. Grande comunque coraggio di Marta, che non si tira indietro in questo momento critico della partita, riesce a tirare. Purtroppo però sbaglia ed è parla per Bolzano. Bolzano porta avanti di nuovo. Vediamo cosa cercherà di fare Bolzano. Sicuramente cercherà di usare tutto il cronometro a disposizione e a usare anche tutta la classe del proprio capitano Bernardoni, che però non riesce a concretizzare. Adesso sarà Malbascia che porta la palla avanti, rischia l'infrazione di passi. Marta Sponchiado esce molto bene e si prende un fallo. Quarto ai fallo limiti per dell'antisportivo. No, secondo me non era al limite. La numero 11. No, fallo della numero 12. 12 è il quarto sì, fallo. Quarto fallo suo. Abbiamo tre giocatrici comunque importanti per Bolzano dal quarto fallo. Mette il primo Marta. Si va almeno 5. Ed è meno 4. Meno 4. 1 minuto e 14 alla fine, meno 4.
fallo di Sponchiado, saranno 2 tiri. Quarto fallo anche per lei. E anche Conegliano va con 3 giocatrici a 4 falli. Molto importanti tra l'altro, perché abbiamo Sponchiado, Vettori e Malbasa con 4 falli. Il capitano Anna Bernardoni, una giocatrice praticamente infallibile sulla lunetta. Lo mette e Bolzano è sul +5. Serena Marton si libera molto bene. Ultimo minuto di gioco. Purtroppo palla contesa e palla alla difesa, perché la freccia dalla parte di Bolzano. Sì, almeno la prossima volta sarà dalla parte nostra. Mi piace questo pensiero positivo del Grava. Purtroppo l'inerzia di Conegliano si è un po' bloccata adesso. Beh, manca ancora tanto tempo, manca un minuto. In un minuto si possono fare tante cose. Adesso correggimi se sbaglio, Federico, ma anche perdendo di 1 noi saremo comunque in vantaggio rispetto allo scontro diretto. Non sbagli, però è meglio comunque vincere. Beh, diciamo che con 57 secondi alla fine adesso dobbiamo sicuramente puntare al massimo ottenibile, non far tanti calcoli, e infatti facciamo una grande azione perché andiamo a riprenderci la palla contesa. Quindi bravo Grava, mi sei piaciuto il tuo pensiero positivo, ha portato ad un risultato. E adesso è Rebecca Botter che torna in campo per Sara Malvascia. Allora vediamo adesso cosa farà Conegliano in questa azione. Ha 14 secondi per andare a tirare, ne ha 51 sul cronometro alla fine della partita. Libera il gioco a 2 Rebecca Botter. Sì, non credo tenteremo Spocchiado trova la linea di penetrazione, purtroppo non riesce a scaricare, ma perché purtroppo aveva subito una spinta che non è stata rilevata, e invece ha fatto poi il quinto fallo, un fallo un po' di frustrazione, tra l'altro un fallo che purtroppo manda in lunetta proprio il capitano Bernardoni. Complimenti comunque a Marta Sponchiado, perché ha fatto un'altra prestazione veramente, veramente interessante, questa giovane giocatrice, con grande grinta e grande cattiveria. Qui Bolzano fa un'azione decisiva, a mio avviso, per la partita, perché oltre ad aver segnato il libero è andato a prendersi un'azione in attacco nuovamente a causa di un tocco di piede di Sara K, che ha mandato la palla fuori e purtroppo è rimessa al laterale, ne è rimessa dal fondo. Sì, 40 Bolzano. Secondi alla fine. 40 secondi, Conegliano -6, Bolzano palla in attacco, azione praticamente decisiva. Buonissimo qui Serena Marton. Vabbè. Allora, il pubblico di casa chiaramente parteggia per Conegliano, però lamenta un possibile fallo qui. Sì, dalla coach Dorazza chiede fallo antisportivo, io non sono d'accordo con lui. Secondo me andava bene così, forse si poteva lasciare scorrere l'azione, considerando che la palla poi era stata recuperata da Zanardo. E cambio qui, esce di nuovo Malbascia per Rebecca Botter. 26 secondi, 6 punti di distacco, la situazione si fa decisamente più difficile. Sì, adesso Conegliano deve tirare fuori dal cilindro un tiro da 3, probabilmente. O un 2+1. E coach De Marco consuma il suo ultimo timeout a 15 secondi e 4 dalla fine.
-3 per Conegliano. La prossima azione sarà decisiva sicuramente. Assolutamente. Allora, Credo che cosa pensi che si giocherà con Conegliano qui? Fallo sistematico? secondo me no. Secondo me il coach De Marco farà rimessa in attacco per cercare di sfruttare al massimo i secondi rimanenti Sì, certo. E Conegliano che con cosa può 14 fare? secondi, e Conegliano o fa fallo e spera di riuscire poi a realizzare un 2+1 o un tiro da 3, oppure cercare di rubare palla come ha dimostrato comunque di saper riuscire a fare. Va bene, quindi 15 secondi da vivere tutto d'un fiato per Conegliano. E Bolzano che se riesce a far girare la palla e se riesce a erodere secondi dal cronometro, mette Sì, una grande ipoteca su questa con la partita. rimessa in attacco cerca sicuramente di tenerci lontano dal nostro canestro. E invece Conegliano va proprio a riprendersi la palla ed è Serena Martone adesso che ha la velocità della luce riesce a superare la metà campo. 8 secondi, Rebecca Botter. Cazzarola. Purtroppo è corto il tiro di Serena e Bolzano la porta a casa vincendo di 3 punti, ribaltando il fattore campo e quindi condannando probabilmente Conegliano ad un difficilissimo epilogo di campionato, dato che in questo momento Conegliano si trova in svantaggio negli scontri diretti sia con Bolzano sia con Muggia. D'altra parte non possiamo che commentare favorevolmente la reazione che ha avuto Conegliano nell'ultimo quarto, dove ha saputo dimostrare veramente di che squadra si tratta. E lasciamo adesso la linea ai nostri sponsor e ci vediamo a fra poco con l'MVP della partita. Allora eccoci qui con l'MVP della partita di questa importante sfida che è stata Anna Bernardoni, complimenti. Grazie.
avete vinto creando un solco decisivo tra il secondo e il terzo quarto e avete resistito al ritorno di Conegliano. Esatto. Quali sono state le vostre sensazioni? Cosa ci racconti della partita? No, allora, il nostro all'inizio appunto è stata una partita combattuta fino proprio agli ultimi minuti. La nostra pecca era sempre il terzo quarto, ma finalmente questa volta siamo rientrate dagli spogliatoi tutte unite e convinte per portarci avanti di 2 punti appunto molto importanti per noi, anche per moralmente, per le prossime partite, soprattutto per la fase finale appunto. Esatto, infatti noi vi facciamo un grande in bocca al lupo per questa fase Grazie. finale che in ogni caso per la parte bassa della classifica, al di là di chi andrà direttamente in Serie C, è comunque complicata un po' per tutte perché c'è Esatto. un play-out tremendo da giocare. Grande in bocca al lupo da parte nostra e un grande Grazie. complimento a te perché oggi in questa partita hai fatto la differenza facendo più punti per la tua squadra, ma anche in alcuni momenti sei riuscita veramente a tirare Sì, fuori le castagne dal fuoco. diciamo che siamo state tutte belle unite finalmente e ci voleva questa vittoria, ecco, per le prossime Benissimo. partite. Ti consegniamo una bottiglia messa in palio dal nostro sponsor Buzzo Wine. Grazie mille. Ancora un grande in bocca al Grazie lupo e mille un anche a voi. saluto ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti, Ciao, grazie. ciao.